attività produttive, l'assessorato alle attività produttive capitanate dall'assessore Bolzonello con il direttore generale dell'assessorato, dottoressa Verni, hanno condiviso un percorso che è già iniziato per altri consorzi, per altre aree, di portare il messaggio dell'assessorato stesso in merito al rilancio impresa ed esattamente le opportunità che le imprese, soprattutto della logistica e trasportistica del settore in grosso, che sono ospitate qui all'interno, possono conoscere e usufruire per il loro futuro. Vanno dai finanziamenti, vanno dalle opportunità dei progetti europei, vanno dalle possibilità di defiscalizzazione sugli investimenti stessi. Ecco, l'area dell'Interporto è sempre al centro di un'importante iniziativa, quella dello scalo merci ferroviario, che interessa un po' tutta l'economia anche regionale, anche nazionale, direi. Allora, il famoso scalo intermodale ferroviario, scambio ferro-gomma, sta rapidamente arrivando alla luce tutti i lavori che ormai sono stati avviati. Qui abbiamo un esempio del progetto che lo riguarda, per cui uno sviluppo di 7 fasci binari, di cui 3 elettrificati, 4 per il carico e scarico delle merci, e che ha una grossa capacità fino a una decina di coppie al giorno di treni, dalla lunghezza anche di 750 metri, che è lo standard imposto dall'Europa per essere classificato un vero intermodale ferroviario. Diciamo che le tappe le stiamo bruciando molto velocemente e si spera che con l'affidamento a un gestore importante per quanto riguarda proprio la gestione dell'impianto stesso, e dall'altro l'avvio dei treni nell'inizio della primavera prossima. Ecco, un altro tipo di augurio che volevo fare per il 2018, così a tutta la cittadinanza, la provincia. Più che una speranza, una realtà, che questo ambito che è stato per tanti anni un po' dimenticato, un po' messo da parte, abbia il suo giusto riconoscimento come terza gamba del tavolo di un'economia che oggi non può prescindere più dai servizi e da quanto gli stessi possono originare in merito al PIL, al valore aggiunto, e a quanto naturalmente può contribuire a ulteriori investimenti anche nel campo industriale.